Ci siete? Noi donne del coordinamento regionale dello SPI del Veneto e dell'Associazione Resistenze, in occasione del Giorno della Memoria, vogliamo affermare attraverso le parole di deportate politiche e razziali venete il ripudio per ogni rigurgito fascista e nazista, affinché quel male assoluto, sono parole di Liliana Segre, non si ripresenti. Ancor di più oggi, in cui riemergono derive xenofobe, sovraniste e razziste, le testimonianze delle donne che hanno subito la deportazione nei campi di concentramento nazisti, pagando molte di loro con la vita, diventano grida di dolore e di monito, a farne tesoro per non dimenticare e da accogliere in silenzio. Che cosa ha voluto dire essere donne nel lager? Abbiamo scelto di ascoltare le voci delle deportate e le loro storie, di fare nostre le loro parole, riconoscendo che le loro esistenze e le loro resistenze ci hanno rese libere, un'eredità da raccogliere e consegnare alle ragazze giovani. Come ha detto Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. La rosa che vedete nella locandina è una delle nostre rose di Ravensbrück, che abbiamo, noi di Resistenze, piantato nel giardino della Casa della Memoria e della Storia a Venezia e nel rosetto pubblico di Padova, dedicate alle deportate venete, le stesse rose che si trovano nel memoriale del lager femminile di Ravensbrück in Germania. Questa mattina sono state piantate nel giardino dell'Istituto Benedetti Tommaseo di Venezia, in memoria delle sorelle Iole e Marisa Jesurum e dei fratelli Ugo, Paolo ed Elena Sereni. Abbiamo scelto di ricordare le deportate ascoltando le loro testimonianze, prestando loro le nostre voci, a sottolineare il proposito di accogliere e fare nostra la loro memoria e trasmetterla alle generazioni più giovani. Sono voci di antifasciste e partigiane venete, arrestate e deportate per essersi opposte al nazifascismo. Voci di perseguitate razziali sopravvissute ai campi di sterminio, che hanno sentito il dovere della testimonianza, anche per chi non c'è più, e cercato le parole per raccontare l'indicibile, per dare una dimora al dolore, come ha scritto Etty Hillesum. Ascoltiamole. Rachele. Non ho parole, ma servono parole per raccontare l'indifferenza, lo sguardo cieco dell'innocenza, il gusto acre dell'arroganza. Non ho parole, ma servono parole che nella notte accarezzino il coraggio ed aiutino la paura a trasformarsi in un grande abbraccio. Non ho parole, ma servono parole, parole nuove, nuove di speranza, per salire su un altro treno, per lasciar scorrere l'abbondanza. Non ho parole, ma servono parole, parole nuove, nuove di speranza, per salire su un altro treno, per guardare in lontananza, per salire su un altro treno, per guardare in lontananza. Non ho parole, ma servono parole, parole nuove, nuove di speranza.
L'arresto e la prigione. Delfina Borgato, di Saonara in provincia di Padova, è stata arrestata con la zia Maria e le sorelle Martini perché facevano parte della rete Frama che aiutava i prigionieri alleati a fuggire dopo l'8 settembre e deportata a 17 anni a Mauthausen e Linz. Legge Lina Canale. In prigione. Era una notte gelida e fredda, la notte del 13 marzo, quando sentii picchiare l'uscio ed io accorsi alla finestra e chiesi chi fossero. Una voce imperiosa mi rispose: siamo la SS tedesca. Io mi sentii agghiacciare il sangue nelle vene, ma mi feci forza e andai ad aprire mentre il cane abbaiava furibondo. Dopo qualche secondo mi trovai nel cortile al chiaror della luna e assistetti a quanto segue. Mentre rientrai in casa si precipitarono dietro di me una ventina di uomini, i quali subito si dettero a rovistare le stanze in maniera furibonda. Terminata la perquisizione ordinarono che mio padre, mia zia ed io li seguissimo. Io esitai protestando che a quell'ora non sarei uscita, ma dovetti eseguire quanto mi dissero. Credevano che incutendomi paura io avrei parlato. Invece, vedendo la mia irremovibilità, si arrabbiarono fortemente e iniziarono la loro missione, cioè a picchiarmi. Nel giorno 14 mi portarono a Padova, dove le sorelle Martini mi aspettavano. Anche loro, dopo varie interrogazioni e perquisizioni, partirono con me e assieme abbiamo raggiunto Venezia e il carcere di Santa Maria Maggiore. Io non avevo mai visto un carcere, ma il solo pensarlo mi faceva orrore. Ci fecero entrare in ufficio chiamato matricola e là, con mia meraviglia, ci levarono i lacci delle scarpe, la cintura, gli anelli e gli orecchi. E poi ci fecero mettere una mano sul nero e poi ci fecero lasciare l'impronta in un registro. Poi apersero una porta e mi vedo dinanzi una donna alta, magra, con mucchio di chiavi alla cintura, vestita di nero e con un paio di pantofole ai piedi. Solo a vederla presi paura. Mi vennero in mente le streghe delle favole. Tea Palman, partigiana di Tricchiana in provincia di Belluno. Il bar di famiglia era un recapito partigiano. Arrestata, fu torturata e deportata al campo di Bolzano. Legge Chiara Sacchet. Mi portarono nella prigione per prigionieri pericolosi. Nel cortile un lungo corridoio di reticolati. Poi arrivammo al cancello di ferro e dopo alla prigione vera e propria. Dopo tutte queste porte che si aprivano e si chiudevano alle mie spalle, mi gettarono in malo modo nella cella numero 3. Poi fu silenzio. Mi gettai sul pagliericcio col cuore gonfio di tristezza. Per 3 giorni i tedeschi fecero festa, cantavano, ballavano. Dovevano essere tutti ubriachi, li sentivamo sopra la nostra testa. Noi cercavamo di farci animo, fingevamo di dover uscire la sera per una festa da ballo, vestite da sera. Entravamo in un lussuoso ristorante, ordinavamo tante cose buone, le gustavamo con la nostra fantasia. Ma il gioco servì solo a rattristarci, a farci sentire la solitudine, lo stomaco vuoto e il freddo. Passava spesso il maresciallo Palua, sentivo il suo passo cadenzato avvicinarsi alla cella. Mi sedevo sul pagliericcio, immobile come una statua, il busto eretto, il viso fisso alla parete di fronte. Sentivo la sua presenza davanti alla porta. Stava qualche minuto in silenzio, poi con voce calma e dura diceva: «Come si legge in viso il disprezzo che hai per i tedeschi?» Con molta calma, ma con molto disprezzo, giravo la testa, guardavo i suoi stivaloni, non pronunciavo una sola parola, non lo degnavo neanche di uno sguardo. Sarà stato sciocco, una piccola vendetta, un'arma di lotta interiore alla quale non potevo rinunciare. Mi faceva sentire viva, padrona dei miei sentimenti. Quello che avevo dentro, nella mente e nel cuore, non lo avrebbero strappato.
Vallì Pianegonda, nome di battaglia Chira, di Sant'Antonio di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, arrestata con le sorelle Adriana e Noemi, la madre, la zia e lo zio, perché i tedeschi cercavano il fratello Walter. Furono tutti deportati nel campo di Bolzano. Walter fu poi catturato e deportato a Dachau. Leggi Simonetta D'Enrico. Mi batteva forte il cuore quando sentivo avvicinarsi i passi. La guardiana mi ha tanto aiutato, mi diceva: questa è l'ultima volta, Vallì, questa è l'ultima volta, te lo garantisco. Poi un giorno ci fanno chiamare, noi sorelle. Nella stanza c'è la mamma. Ci dicono: se tu non parli, non diamo più botte a te, però le diamo alla mamma. L'hanno spogliata. Prima le hanno dato cinghiate, sberle, pugni, poi nuda, sopra un tavolo. L'hanno picchiata con le cinghie del balilla, grosse un dito, finché le hanno fatto saltar via la carne dai piedi. Le hanno messo una calza in bocca perché non si sentissero le grida. Poi ci hanno fatto uscire. Abbiamo sentito uno sparo e hanno detto: l'abbiamo ammazzata. Nel carcere i prigionieri hanno iniziato a battere sulle porte. Si sono sentite le grida della tortura. La mamma era viva. L'hanno portata in cella, a pane e acqua per 8 giorni. Il piede stava andando in cancrena. L'ha curata il professor Ferrari, il medico del carcere. Ma la piaga resterà, anche quando la mamma tornerà a casa. Di nuovo Tea Palman. Legge Maria Rita Gentilin. Ecco nuovamente i passi. Il mio fiato è sospeso. Ecco, si fermano davanti alla mia porta. Ecco, gran, per 3 volte la chiave, la porta si apre, 2 guardie entrano e mi trascinano fuori. I 2 aguzzini mi presero e mi gettarono a terra, mi legarono i polsi a mani giunte, con catene. Mi strinsero bene, mi fecero piegare le ginocchia ed infilarle tra le braccia, per poi issarmi in quella posizione. Infilzarono fra le braccia e le gambe un grosso palo di ferro e l'appoggiarono fra gli scalini di una doppia scaletta. Rimanevo così, a testa in giù, gambe e posteriori in aria, alla portata della frusta. I 2 aguzzini si davano il cambio. Ben piantati davanti a me, impugnavano la frusta con tutte e 2 le mani e mi frustavano fino a farmi perdere i sensi. Poi, prendendomi per i capelli, mi appoggiano la testa ad una corda tesa, così che arriva ad essere quasi parallela al corpo. Mi attaccavano poi i fili della corrente alle narici e all'orecchio. Mi sembrava di impazzire. Riprendevo i sensi e loro riprendevano ad interrogarmi. Volevano sapere dov'era mio fratello. La paura di parlare era diventata un incubo. Avevo paura di non resistere alle torture. Raccolsi tutte le mie forze, strinsi i denti, ma le frustate erano sempre più forti. Urlavo ad ogni colpo che mi dilaniava la carne. Era tutto carne viva. Nora Fuser legge La partigiana nuda, poesia di Egidio Meneghetti, dedicata alle partigiane torturate a Palazzo Giusti, dove anche lui era rinchiuso. Tra loro Erminia Gecchere e Ida d'Este, che racconta la tortura in croce sulla schiena. Dal santo, dove tue lunghe fonde rompe la notte carga de paura, e da Palazzo Giusti che risponde un sigo, spasemà de creatura. Alfredo Drio dei Scuri, i padovani ascolta l'agonia dei partigiani. E il maggior carità, l'estraco morto de tirarrosti e de schissar pestae, con gli occhi sbiechi, sotto il ciuffo storto, e se guarda le onge insanguinae.
e il butta un'altra simpamina in bocca, e se stravaca su una gran poltrona, e poi fissa la porta. Ah, ci che tocca! La porta si spalanca e viene una donna. Partigiana te sì la me mamma, partigiana te sì me sorella, partigiana te mori comì, menze nocio davanti de ti. E la le magra, tutta quanta oci, coi labbri stretti senza piccolor, e la ledreta, anche se i senoci tremar la sente e sbatacciarghe il cuor. O partigiana, se partirai, subito a casa tu tornerai. So operaia, signor capitan, e non so niente dei partigian. O partigiana, se tacerai, per la Germania tu partirai. So operaia, signor capitan, e non so niente dei partigian. O partigiana, te spogliarò, e nuda e cruda te frustarò. Partigiana te sì la me mamma, partigiana te sì me sorella, partigiana te mori comì, menze nocio davanti de ti. Spaisi gli occhi sulla faccia bianca, la scruta intorno quella brutta gente. Fiapa la bocca sul sofà la franca, la sempetura i labbri indifferente. Longo desnoselà come Penocio 39 la fisa pien de voia. E squiloni sbronzaghe strucalocio sul viso scuro eran signada boia. Ma il carcerier Benelli Bagolon e sgorla le manete in spirità ed indona gonela il soteston cargo de boria e de stupidità. Ma coradeschi, lustro e delicato, e se sistema a piani baffettini, e se lisa i capelli morbidi e fini, con la man bianca che a compare nato, che se strosa il respiro in te la gola, le piena de sassini quella stanza, e la le sola, tutta quanta sola, senza riparo, senza più speranza. Ma quando mande piombo la sevanza pa spogliarla, che vien la pelle d'oca, con sguiso de schifo la se scansa, me spoglio da parmi, lu non me tocca. Faccia brusa, occhi sbate, cuor tontona, trema idei che desliga e desbotona. Sola cotola, via la blusa slisa, la resta con le mudande e la camisa. Camisa tacconade, vecchia lana, mudande da soldate, tela grossa, ride la franca dalla bocca rossa, è proprio molto chic la partigiana. Caradeschi e rusa, avanti, Verginella, respiro dei masci se fa grosso, intanto che la cava quel che la ga indosso la spensa, al manco fusse bella. Eccola nuda, tutta quanta nuda, che la coverse la panza con le man, ride la franca dalla lingua cruda, non si lavano mai le partigiane, corpo che non conosce la carezza, né de cipria, né de unguento, né de parfumo, pele che l'ha sapato dura e spessa nel suor, nella polvere e nel fumo. Sgoba o paraia che te perdi il posto, cori stafeta che se noi te ciapa, rumega l'ansia che fanfugna il sono, e intanto la bellezza la te scappa. La testa la che gira, una nebeta che chiara, sola l'occhio che indorme a spalancà, le tornata una pora budeleta che l'orco tra le grinfie la ciapada. Non la sa dove lei, forse la sogna, la stravaria, covose de creatura. Mamma Goffredo, mamma go vergogna, mamma, dammi il vestito, mamma go paura, e poi la ride, coi bracci a pengolon e con la faccia stralossata matta. Tutti quanti la varda e nessun fatta. S'è fatto un gran silenzio nel salone. Da terra la tira su le sostrassete, la le spolvera pian, la se le mette, ogni tanto un singulto, un gran scorlone.
e che come un incanto nel salone. Grazie Nora. Campo di transito di prigionia di Bolzano. Ida d'Este, staffetta veneziana, nome di battaglia Giovanna, arrestata a Padova assieme a Giovanni Ponti ed Egidio Meneghetti, qui viene deportata. Legge Sandra Mangini. Block F. Ho l'impressione di entrare in una strana catacomba, un corridoio strettissimo, ai lati 3 alte file di loculi stretti e scuri, i castelli. Rannicchiate in quei buchi vivono delle creature, merce umana, catalogata, numerata e accatastata su sudici scaffali. Un lieve ronzio di alveare, un brulicare, forse più intuito che visto, rivela attorno a noi la vita di centinaia di esseri. Ogni tanto da quegli scaffali scende una donna, una lenta e silenziosa processione, strane fogge, alcuni in mutandoni, lunghi fino alle caviglie, molte seminude, mutandine succinte, le braccia incrociate, nascondono nel cavo della mano i seni cadenti, altre li coprono con un sudicio asciugatoio, vanno verso il fondo, le latrine, 3 buchi per terra, in un passaggio obbligato. Un concerto lungo e penoso di tosse ci accompagna tutta la notte. Impressione dolorosissima, una voce di bimbo e poi un lungo pianto sconsolato di lattante affamato. Dei bimbi, qui! La tigre ha rapato 6 donne. Era ubriaca. Anche la tigrina mette su arie. Ha picchiato una vecchia ebrea pazza. Sono morte 2 donne in cella di segregazione, di fame, di percosse. Si divertivano a inondarle di acqua gelida dopo averle denudate. È scappata una donna, botte e digiuno. Lungo processo di spersonalizzazione, via crucis da un baraccone all'altro. Assieme al numero riceviamo un triangolo di tela, rosa i meno gravi, giallo gli ebrei, rosso i politici, i pericolosi. Voglio il rosso. Guardo con invidia chi lo possiede. Che disonore sarebbe per me il rosa? Cerimonia di abdicazione. Non sono più la signorina, tal dei tali sono il 10.114. Una bandieretta rossa sventola sotto il numero. Me la diedero come un'onta. La porto sul petto, come la più bella decorazione. Grazie Sandra. Noemi Pianegonda, sorella di Vallì. Nome di battaglia Piccola, arrestata a 13 anni, portata in carcere a Rovereto e poi al campo di Bolzano. Legge Sonia Residori. Al campo di Gries Bolzano al mattino presto era ancora buio. Le torrette erano accese, i fanali illuminavano il convoglio, le ombre parevano gigantesche. Bisognava passare alla baracca per l'immatricolazione, dove erano distribuiti i triangoli e i numeri di matricola. Siamo assegnate al blocco F, quello delle donne. Si lasciano i vestiti, si fanno le docce e ci danno le tute. Ma per me erano tutte grandi. Allora mi hanno dato una camicia nera, sì, proprio quella dei fascisti, coi polsini, il colletto, i bottoni, finché mi hanno trovato un indumento che potessi portare. Niente sotto. E sopra attaccato il triangolo rosso, quello dei politici. Io lavoravo al capannone delle armi, tutti i giorni si andava e si tornava a piedi. E così, una sera,
Tornando, ho incontrato un uomo, un signore grande coi capelli bianchi e il pizzetto. Metteva soggezione e rispetto. Mi ha chiesto che cosa facevo lì al campo, così piccola e con il triangolo rosso. Ho il torto di avere un fratello partigiano, gli dissi. Allora portalo con onore, mi rispose indicando il mio triangolo. Così lo incontravo tutte le sere. Mi aspettava e parlavamo. Io avevo paura. Là, sugli scalini delle celle, c'erano i 2 ucraini, Otto e Misha, specialisti aguzzini, e tra noi prigionieri non si poteva parlare. Ma a lui non importava. Mi domandò dei miei studi e dissi che anche lui aveva studiato tanto. Era Egidio Meneghetti, professore dell'Università di Padova. Aveva perso la moglie e la figlia durante un bombardamento e mi aveva preso in simpatia. Mi aspettava e mi faceva imparare le declinazioni di latino e la matematica e poi mi interrogava. Voleva che tenessi la mente allenata perché, mi ha detto, ti porteranno via tutto, ma la tua mente no, non te la possono portare via. E quello mi ha rincuorato, altro che. Giulietta Rossini, partigiana veronese, arrestata con la sorella e deportata nel campo di Bolzano, dove incontra Noemi e le sorelle. Legge Lorisa Vaccari. A Bolzano, giù dal camion, siamo scesi in fila e nell'ufficio ci hanno preso il nome e il cognome e ci hanno dato un numero su un pezzetto di carta. Io avevo il numero 3582 e un triangolo rosso. E dopo siamo passate nel campo, nel blocco F, il blocco delle donne. Nel blocco c'erano letti a castello a 3 piani. Io abitavo qua, mia sorella era all'ultimo piano e sopra c'era una greca. C'era diversa gente e c'erano alcune ebree. Una ancora allattava e di là c'era la suocera con una ragazza e 2 bambine. E qua ce n'era un'altra e poi altre ancora e avevano i familiari nel campo. Poi c'erano la mamma, la zia e 3 sorelle da Vicenza. Una era giovane, la Noemi, era in collegio a Rovereto e là sono andati a prenderla perché a casa sua c'era il comando dei partigiani. Più in là c'era il blocco dei pericolosi, che erano i partigiani. Avevano solo 1 ora d'aria al giorno. Da principio mi avevano dato un paio di mutande, nuove, perché c'erano le corde ancora da bagnare e la camicia grigio-verde di lana, ma mi veniva fuori perché c'era solo un bottone e io ero un po' grassottella e mi hanno dato i pantaloni dell'aviazione, i pantaloni e la casacca, quella grossa. Dietro c'era una croce rossa e dovevo mettere il mio tagliandino con il mio numero. E dopo sono andata alla Galleria del Virgolo a fare i cuscinetti a sfera. Mi hanno messa seduta a un tavolo, eravamo in 2. C'era la carta velina e si toglieva la bava dal cuscinetto. Dopo alcuni giorni siamo tornate al campo. Eravamo 5 o 6. C'erano 2 sorelle che avevano la mamma, la zia e un'altra sorella, la Noemi, che veniva a lavorare con me. Campo di concentramento di Mauthausen. Rosina Tirapelle, di Terrossa, provincia di Verona, partigiana della brigata Manara, arrestata e deportata a Mauthausen. Legge Luisa Filippini. Avevo 20 anni, abitavo a Terrossa. Facevo parte del gruppo partigiano Manara, con mansione di Porta Ordini. Nel corso di un rastrellamento, quando già la compagnia aveva ricevuto l'ordine, che io stessa avevo portato, di cambiare nascondiglio, i tedeschi mi presero. Mi portarono a Roncà, nella caserma dei carabinieri, e dopo una giornata fui trasferita a Montorio, dove subii degli infernali interrogatori.
Dopo 5 giorni di torture passai al Teatro Romano, dove trovai mio padre. Passai dei giorni di terrore, perché mi avevano detto che mi avrebbero fucilata. Ma il terrore non bastava a farmi parlare. Avevo ormai preso la mia decisione. Non avrei parlato a nessun costo. Io sola sapevo il nuovo nascondiglio dei 400 nostri partigiani e nemmeno con la morte me lo avrebbero strappato. Dopo 72 ore di treno arrivai a Mauthausen e lì ho passato il mio inferno in 2 anni di internamento. Ancora oggi ho i segni delle docce di acidi corrosivi, di una pallottola che mi trapassò il viso, i segni sulle spalle dei quintali di pietre portati. Sulle mie ginocchia il segno dei famosi 180 gradini e nella mia mente gli incancellabili ricordi dei giorni passati lassù. Liliana Martini, studentessa padovana, arrestata nel marzo del 44 con la sorella Teresa e il gruppo di padovane tra cui Delfina Borgato, deportata a Mauthausen e Linz. Legge Anna Lucia Pizzati. Al mattino ci hanno separati, donne da una parte, uomini dall'altra. Ci fanno scendere in uno stanzone disadorno. Ci sono alcuni ragazzotti che ci scherniscono e ci impongono di denudarci davanti a loro. Erika e Gabriella, che erano partite con noi da Venezia, ma che abbiamo conosciuto a Bolzano, erano 2 croate che aiutavano i partigiani. Pasquina è salita a Verona ed è stata sempre insieme a Delfina. Lei è stata arrestata perché non hanno trovato suo fratello. Credo che avesse 15 anni, Delfina ne aveva 16. Ci denudano, ci mettono in fila e ci fanno passare davanti a loro che sghignazzano, si depilano ovunque. A questo punto abbiamo detto a Erika, che parlava meglio il tedesco, di che si fucilino subito. E quelli sghignazzano ancora di più. Dopo di questo, se ben ricordo, ci hanno fatto un bagno. Abbiamo dato loro il nostro fagottino di abiti civili e loro ci hanno dato le divise. Io ricordo che avevo i pantaloni senza bottoni né cintura e dovevo tenerli su perché non cadessero. Nel calzone sinistro c'era il mio numero, 18.964, con un triangolino rosso e con IT, Italia. Lo stesso numero era riportato sulla schiena. Prendono i nostri dati anagrafici e da quel momento io non sono più Liliana Martini, ma il numero 18.964. Campo di concentramento e di sterminio di Ravensbrück. Maria Zonta, operaia della SNIA di Padova, madre di una bambina, arrestata per aver organizzato scioperi e per attività partigiana, viene deportata a Ravensbrück nel blocco 17 delle italiane. Legge Rosanna Bettella. Quando il portone del lungo e alto muro nero del campo si chiuse alle nostre spalle, capimmo che la realtà era la peggiore che mai avremmo potuto immaginare. A me parve di entrare all'inferno per lo squallore ed il buio che vi regnavano. Le baracche erano incatramate e le strade nere per il fumo dei camini del forno crematorio, come venni a sapere in seguito. Dalle sorveglianti SS in divisa e con il frustino in mano venimmo allineate e cominciò l'attesa per l'appello, che durò 2 giorni e mezzo. Dopodiché, nude, dovemmo consegnare indumenti personali e bagaglio ad un'impiegata in una baracca che fungeva da magazzino. Venimmo rivestite di stracci,
perché divise da deportate a righe grigie e blu non ce n'erano più. A me venne dato un paio di mutande lunghe e un vestito con maniche corte e grande scollatura. Sulla schiena e davanti c'era una croce verniciata in bianco. Seppi poi che questo materiale di scarto proveniva dalle donne del campo, ormai passate per il cammino. Da Mira Titonel, di Refrontolo in provincia di Treviso, di famiglia contadina antifascista emigrata in Francia nel 1925. Durante l'occupazione tedesca entrò nella Resistenza, venne arrestata in seguito a una delazione e deportata a Ravensbrück. Ha scritto La libertà va conquistata. Legge Laura Bellina. Sin dall'arrivo del treno, le SS ci accolsero a suon di grida e di insulti. Non sapevano parlare senza gridare. Ci infornarono, è la parola giusta, in un vagone, colpendoci con il calcio della pistola. Eravamo così pressate da poter stare soltanto in piedi. Eravamo in un vagone bestiame, privo di sedili. C'era soltanto un finestrino con le sbarre che lasciava passare un po' d'aria. Il convoglio si mosse. Faceva molto caldo e ben presto la sete cominciò a farsi sentire. Le porte erano sprangate e il vagone era diventato un forno. Il secchio per i bisogni si riempì subito e cominciò a colare. Una puzza orribile invase il vagone. Facevamo a turno per rimanere qualche secondo davanti alla finestrella per respirare. In un vagone previsto per 8 cavalli vi erano 50 donne. Impiegammo 8 giorni per arrivare al campo, con un pezzo di pane secco per tutto il viaggio. Ricordo che Odette e Marianne ci misero un pezzo di stoffa intorno alla testa, a mo' di foulard. Poi ho capito perché. Le più giovani venivano prelevate per soddisfare i soldati. Eppure ai tedeschi era fatto divieto di avere rapporti con le deportate. Per loro eravamo impure, ma per il bordello venivano a prenderci. Ed infine arrivammo. Molte donne rimasero nel vagone, altre parlavano da sole o piangevano. Ci fecero mettere in fila, stava calando il buio. Il luogo mi parve subito sinistro. Nell'aria aleggiava un odore indefinibile e le SS che ci sorvegliavano avevano i cani, dei grossi cani, che tenevano con una mano al guinzaglio, l'altra sulla pistola. Noi dovevamo rispettare la fila. La donna che mi stava davanti si staccò e le SS sguinzagliarono il cane, che gli si avventò alla gola. La donna cadde e il cane si accanì. La SS lo richiamò e col piede spinse la donna, ancora viva o già morta, in un fosso. Rabbrividii e capii che qui era peggio della prigione, della tortura e della morte, e che entravamo in un luogo che possiamo chiamare inferno. Auschwitz-Birkenau, campo di sterminio, la fabbrica della morte. Voglio rivolgere un pensiero a Virginia Gattegno. Virginia ha 98 anni e è ancora ospite della casa di riposo ebraica in ghetto a Venezia. Deportata ad Auschwitz da Rodi, il viaggio più lungo, almeno 20 giorni. Era ad Auschwitz il 27 gennaio 1945, quando i russi aprirono i cancelli. Elvia Bergamasco, partigiana friulana, deportata ad Auschwitz, ha scritto Il cielo di cenere. Legge Nora Fuser. Questa a destra, questa a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Era la prima selezione, ma allora non si sapeva. Sceglievano le persone un po' più anziane di noi
e difatti ci siamo trovate quasi tutte giovani. Finita questa bolgia che durava da ore, la fila di destra a cui appartenevo si è incamminata in fila per 5. Non so quanto abbiamo camminato, perché non so dallo scalo merci quanta strada c'è per andare ad Auschwitz. Arrivate al cancello troviamo una scritta Arbeiter macht frei, il lavoro rende liberi. Ci ingiungono di leggere quella scritta e di non dimenticarla mai. Varcato il cancello, ci conducono in un grande salone, vestite come eravamo. Le valigie erano rimaste sulla banchina ferroviaria. Quando la marea di donne è tutta entrata, viene gridato selection, selection, poi un altro ordine secco, sprezzante, giudei da una parte e ariani dall'altra. Allora ci fanno capire di spogliarci nude, di piegare i vestiti, di toglierci l'oro e tutte le cose preziose. Ci siamo spogliate, ma ci siamo tenute le mutandine. Ce le hanno strappate con violenza. È stata una cosa orribile, perché è lì che ti tolgono completamente tutto. Dopo la spoliazione passiamo davanti a una fila di tavolini e a turno in fila il microfono, Nora. Scusate. Dopo la spoliazione passiamo davanti a una fila di tavolini e a turno in fila con un pennino dell'inchiostro indelebile ci fanno un tatuaggio, il numero al braccio sinistro, che si è gonfiato tutto. Da quel momento il mio nome, il mio cognome, io l'ho dovuto dimenticare, ero 88653 e basta. Poi a gruppi, sempre nude, ci hanno fatto salire su degli sgabelli, ci hanno rasate dappertutto, capelli, peli, tutto. Poi in un altro sgabello per vedere se avevamo nascosto qualche gioiello, qualcosa nelle parti intime, ci hanno visitato dappertutto, toccandoci anche dove non dovevano. È la cosa più disgustosa. Da quel momento hanno cominciato a toglierci la personalità. Amalia Navarro, ebrea veneziana deportata in seguito a delazione con tutta la famiglia ad Auschwitz e poi a altri lager. Lei e la sorella Lina sono tornate. Ha scritto "Siamo ancora vive". Legge Luisa Bellina. Temevamo di essere scelte per la camera a gas, perché oramai eravamo tutte pelle e ossa, e per l'arrivo di sempre nuovi convogli e la mancanza di posti. Quelle che venivano selezionate sapevano la sorte che le attendeva ed era un'agonia di giorni e giorni. Venivano inviate in una baracca di attesa, nude. Era inutile sprecare del vestiario per delle persone destinate a morire. E là attendevano di essere chiamate. Passando davanti alle baracche, si sentivano grida terribili, pianti, invocazioni. Ricordo una nostra compagna trascinata là dentro, mentre urlava: "Non voglio morire, sono ancora troppo giovane, lasciatemi per pietà". Quella sera non tornammo in campo per l'ora dell'appello, perché dovevamo finire di scaricare l'ultimo vagone e solo a notte ci misero in squadra e ci perquisirono per vedere se avevamo rubato qualche patata. Noi italiane avevamo troppa paura perché i soldati avevano un'antipatia spiccata per noi. Così non ci passò per la mente di sottrarne. Ma una ragazzina francese ebbe la cattiva idea di nasconderne 3 e il soldato gliele trovò. Era lo stesso che ci aveva percosso tutto il giorno. La prese per i capelli e la trascinò fuori della squadra. Poi,
con un grosso randello, cominciò a colpirla sulla testa, su tutto il corpo. Continuò a infierire con calci e a pestarla sotto i suoi scarponi. Il sangue usciva dalla bocca, dal naso, dalle orecchie. La testa era spaccata. Infine, stanco del massacro, con un ultimo calcio pretese si alzasse, ma la sventurata aveva finito di soffrire. La portarono al campo 2 nostre compagne, dentro una cassa di patate, a spalle. Sandra Mangini legge Auschwitz di Salvatore Quasimodo. Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla vistola, amore, lungo la pianura nordica, in un campo di morte, fredda, funebre, la pioggia sulla ruggine dei pali e i grovigli di ferro dei recinti, e non albero o uccelli nell'aria grigia o su dal nostro pensiero, ma inerzia e dolore che la memoria lascia al suo silenzio, senza ironia o ira. Tu non vuoi elegie, idilli, solo ragioni della nostra sorte, qui, tu, tenera ai contrasti della mente, incerta a una presenza chiara della vita, e la vita è qui, in ogni no che pare una certezza. Qui udremo piangere l'angelo, il mostro, le nostre ore future, battere l'aldilà che è qui in eterno e in movimento, non in un'immagine di sogni, di possibile pietà. E qui le metamorfosi, qui i miti, senza nome di simboli o d'un dio, sono cronaca, luoghi della terra, sono Auschwitz, amore. Come subito si mutò in fumo d'ombra il caro corpo d'Alfeo e d'Aretusa. Da quell'inferno aperto da una scritta bianca, il lavoro vi renderà liberi, uscì continuo il fumo di migliaia di donne spinte fuori all'alba dai canili contro il muro del tiro a segno o soffocate urlando misericordia all'acqua con la bocca di scheletro sotto le docce a gas. Le troverai tu, soldato, nella tua storia in forme di fiumi, d'animali, o sei tu pure cenere d'Auschwitz, medaglia di silenzio? Restano lunghe trecce chiuse in urne di vetro, ancora strette da amuleti, e ombre infinite di piccole scarpe e di sciarpe d'ebrei. Sono reliquie d'un tempo di saggezza, di sapienza dell'uomo, che si fa misura d'armi. Sono i miti, le nostre metamorfosi. Sulle distese dove amore e pianto marcirono, e pietà, sotto la pioggia, laggiù, batteva un no dentro di noi, un no alla morte, morta ad Auschwitz, per non ripetere da quella buca di cenere la morte. Grazie Sandra. C'erano anche bambini e bambine nei campi di concentramento e di sterminio, sì.
Marisa Enrico, deportata con il padre e la madre per errore, scambiati per ebrei a causa del cognome della madre di origine boema, in vari campi di transito e di concentramento, tra cui Terezin. Ha scritto Non avevo la stella. Legge Chiara Puppini. Nella fanghiglia del settore, destinato agli ebrei, vedemmo aggirarsi gruppetti di persone dai capelli rasati, insaccati in lunghe palandrane e pantaloni a larghe righe bianche e blu. Trascorrevo il tempo a osservare i miei coetanei oltre il filo spinato. Un giorno feci uscire dagli spacchi della mia mantellina Bibì, la scimmietta di lana che, piccola com'ero, ero riuscita a nasconderla nelle mutandine. La infilai come un guanto nella mano e, muovendone con le dita le braccia e il capo, le feci compiere tutta una serie di buffi movimenti. I ragazzini restarono impietriti dalla sorpresa, rimasero a bocca aperta per la meraviglia e il più piccolo cominciò a saltellare. La bambina più grande lo scrollò afferrandolo per la spalla e mi fece un cenno con la mano aperta prima di allontanarsi seguita dagli altri. A turno tutti si girarono per guardare dalla mia parte e la scimmietta Bibì continuò a fare grandi cenni di saluto nella loro direzione e a battere le manine. Nei giorni seguenti fui felice di aver trovato finalmente dei miei coetanei, seppure al di là del filo spinato. Contravvenendo a ogni ordine, scivolai sempre più in basso, accostandomi il più possibile alla recinzione. Ebbi allora modo di notare che sugli indumenti dei fanciulli spiccava una stella gialla a 6 punte. Quando ritornai alla baracca, chiesi a mia madre come mai io non avessi la stella gialla come quelli dall'altra parte del campo. Mamma sembrò imbarazzata, ma senza esitazione mi rispose: «E sarà perché non siamo ancora abbastanza importanti. Quando lo diventeremo, ne daranno una anche a noi». L'indomani mi azzardai a spiegare la cosa alla ragazzina ebrea. Restò pensierosa per un istante, ma poi il suo sguardo si illuminò all'idea di essere importante. Il giorno dopo attesi inutilmente accanto al filo spinato il gruppetto di bambini. Una giovinetta mi disse che erano partiti con un convoglio diretto a nord-est. Tatiana e Andra Bucci, sorelle ebree di 6 e 9 anni, arrestate a Trieste e deportate ad Auschwitz, con la madre, la zia e il cuginetto Sergio De Simone, selezionate dal dottor Mengele perché scambiate per gemelle. Sergio fu selezionato con altri 9 bambini e 10 bambine usati per esperimenti medici e ucciso. Loro si sono salvate. Leggono Paola Sega e Mariolina Toniolo. Arrivate ad Auschwitz ci marchiarono e ci dettero dei vestiti grandi e sporchi. Ma prima ci avevano divisi in 2 file. La nonna venne sistemata sull'altro lato. Allora non lo sapevamo, ma era quello dei prigionieri destinati subito alla camera a gas. Nostra mamma Mira e zia Gisella, la madre di Sergio, il nostro cugino di 7 anni, rimasero nella nostra fila. Ma poi ci separarono e noi bambini ci ritrovammo insieme ad altri bambini. Non ricordo le loro facce. Non parlavano la nostra lingua. Giocavamo con la neve e con i sassi, mentre i grandi andavano a lavorare. Io, Andrea e Sergio stavamo sempre insieme. Giravamo per il campo. La mamma ogni tanto riusciva a venirci a trovare, ci teneva strette e ci ripeteva sempre la stessa cosa. Ricordatevi i vostri nomi. Tu sei Andra Bucci, tu Liliana Bucci. A un certo punto non venne più. Io pensavo che anche la mamma fosse morta.
Noi, i morti, li vedevamo, nudi, ammassati. Il camino è l'unico vero ricordo che ho di quel campo. Non ricordo di avere mai pianto né riso ad Auschwitz e non ricordo il giorno preciso in cui mamma non venne più, ma quando accadde credo di non aver pensato a niente. Era talmente cambiata, senza più i capelli, talmente smagrita e imbruttita che non ci consolava a vederla. Mamma non venne più, io non pensai niente, ma dentro di me sapevo che doveva essere finita in mezzo a quei mucchi di morti che si vedevano dovunque. Io, Sergio ed Andra all'inizio parlavamo italiano tra noi. Non ricordo i nostri discorsi. Dimenticammo presto la nostra lingua e imparammo a capire il tedesco e anche a parlarlo. Un giorno sentii dire la parola ebreo e seppi che noi eravamo quelle persone. Dalla nonna avevo imparato delle canzoni in ebraico. Lei seguiva lo Shabbat, costruiva la capannina, ma non sapevo che cosa significasse essere ebrei. Sergio fu trasferito a Neuengamme, vicino ad Amburgo, destinato a una morte atroce, usato come cavia per orribili esperimenti sulla tubercolosi. L'ultimo ricordo di nostro cugino è il suo sorriso mentre ci salutava dal camion che lo portava via insieme agli altri 19 bambini che pensavano di andare dalla mamma. Scusate. Da Mira Titonella, legge Maria Grazia Tonon. Solo la solidarietà poteva salvarci dalla morte. Io mi sono sempre sentita libera, libera dentro, anche nelle celle più profonde, nelle fortezze più alte, davanti ai fili spinati, elettrificati. Avevamo formato un gruppo di una decina di ragazze. Eravamo delle irriducibili. Quando vedevamo i bidoni con dentro le patate, imperturbabili, ci raggruppavamo in diversi punti della fila e quando arrivavano i bidoni attaccavamo. Le SS che sorvegliavano le capò sparavano alla cieca. Noi rovesciavamo i bidoni, prendevamo le patate bollenti, le infilavamo nel petto e scappavamo. Ci disperdevamo nelle stradine e dopo aver seminato le SS andavamo nelle baracche dove c'erano i bambini e gliele davamo. In pochi giorni perdemmo 2 compagne. Allora ci calmammo un po'. Poi non ci furono più bambini. Giuliana Tedeschi, ebrea deportata ad Auschwitz, madre di 2 bambine, che mise in salvo prima dell'arresto affidandole alla domestica. Ha scritto C'è un punto nella terra. Legge Chiara Bonato. Ricordo un corteo di una cinquantina di donne, radunate una domenica per un lavoro straordinario. I tedeschi le condussero dietro il boschetto di Birkenau, dove si levava la mole di mattoni rossi del crematorio più grande. In fila per 5 dovettero ciascuna spingere una carrozzina per 3 chilometri fino al magazzino dove veniva smistato il bottino dei convogli, uno spettacolo irreale. Quelle che non erano mai state madri spingevano più maldestramente. Le altre sapevano distinto come posare le mani sul manubrio, come sollevare le ruote anteriori per evitare i sassi e asperità del terreno. Non posso pensare cosa devono aver provato le madri i cui bambini erano finiti nel crematorio. I civili tedeschi si rivolgevano al lager perché potevano ottenere una carrozzina facendo una semplice domanda. Credo che sapessero benissimo a chi erano appartenute, a bambini andati al gas. Dormi Auschwitz.
Sono le parole di una canzoncina composta da una ragazzina di Firenze. Non si conosce il nome. Aveva 15 anni. Il suo corpo è rimasto ad Auschwitz. Rachele l'ha musicata e ora la canta. Dormi, dormi Auschwitz, sotto un cielo di cenere, non si vedono mai le stelle, non si vedono mai. Dormi, dormi Auschwitz, si vedono solo fiammelle, sono le anime dei bambini che escono per i camini. Dormi, dormi Auschwitz, sotto un cielo di cenere, quanti lamenti e quanti pianti di bambini, quanti cammini. Oh, Auschwitz, dormi. Oh, Auschwitz, dormi. Non vedrai mai le stelle, solo cenere. Oh, dormi, dormi Auschwitz, dormi, dormi Auschwitz, dormi, dormi Auschwitz, dormi, dormi Auschwitz. Grazie Rachele. Liliana Segre, ci faceva piacere averla con noi oggi ed ascoltare le sue parole. Legge Marina Scalori. Alla fine di gennaio 1945, all'avvicinarsi dei russi, il campo fu fatto saltare dai tedeschi in fuga e distrutto in gran parte. Tutti i prigionieri e le prigioniere in grado di stare in piedi furono evacuati verso altri campi. Camminai per giorni nella neve, facendo quella che poi fu chiamata la marcia della morte, perché la maggior parte dei prigionieri morì di sfinimento su quelle strade o fu finito dai soldati con una fucilata alla testa. La strada era disseminata di morti senza tomba. Io non li guardavo. Ero un automa che camminava, una gamba davanti all'altra, una gamba davanti all'altra. Volevo vivere. Mi buttavo con le altre sugli immondizzai e rosicchiavo qualunque rifiuto. Torso di cavolo marcio, bucce di patata, ossa spolpate. Dopo giorni di marcia sfinite, arrivammo nel terribile lager di Ravensbrück. Eravamo ragazze ancora vive, dei fantasmi di quello che eravamo state. Non piangevamo più, non avevamo quasi più la forza di pensare, ma fu quel quasi a tenerci in vita tanto da arrivare a vedere la fine di quell'incubo. Microfono. Lidia Beccaria Rolfi, partigiana piemontese deportata a Ravensbrück. Ha scritto Le donne di Ravensbrück e L'esile filo della memoria. Legge Daniela Dutto.
All'inizio del 1945 in lager regna ormai il caos. Inizia la terza fase. Ravensbrück diventa campo di sterminio. Le esecuzioni sono quotidiane. I crematori sputano fumo ininterrottamente. La dissenteria e il tifo mietono vittime. La camera gas è entrata in funzione. Il 26 aprile le ultime deportate rimaste in lager nella notte devono affrontare l'evacuazione. Una lunga fila di ombre che si trascinano come automi viene spinta in mezzo alla strada fra le truppe in ritirata e i civili in fuga. Camminano per 200 chilometri in mezzo alla guerra, con i russi che avanzano alle spalle e gli alleati che avanzano di fronte, fra mitragliamenti e bombardamenti, schiacciate fra due fronti. Alcune sono liberate dai russi, altre dagli americani, ma nessuna ha più la forza di gioire della liberazione dopo quegli ultimi giorni di inferno. Ravensbrück è liberato il 30 aprile. Quando i russi arrivano, trovano alcune centinaia di moribonde assistite da dottoresse e infermiere deportate. Le SS sono fuggite. Il lager puzza solo di morte. E questa è la liberazione dai campi. Chiudiamo queste letture con le parole di speranza di Damira Titonel. Legge Maria Grazia Tonon. Non voglio dimenticare, non voglio riposarmi, non lo farò mai. Rivedo gli occhi tristi dei bambini che portavano via con i camion. Tremo al solo ricordo. Le forze mi hanno dunque abbandonata? No, sono ancora forte. Ho appena rivisto i miei piccoli e il loro sorriso e sento che non mollerò mai. Sarò forte fino alla fine. Voglio che ci sia pace nel mondo e che i bambini sorridano. Rachele Colombo canta Dove vola l'avvoltoio. Poi ci salutiamo. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendono carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui non vogliamo più rubare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più a ammazzare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore.
L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. La mia forza nucleare farà andare sulla luna, non defraglerà infuocata, distruggendo la città. Dove vola l'avvoltoio? Avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare quel branco e scendere, scendere, finché qualcuno gridò: avvoltoio, dove vola l'avvoltoio? Avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò. Grazie a tutte. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, è stato bello, veramente bello. Emozionante. Grazie anche da parte Grazie mia. a tutte. Grazie a tutte, grazie davvero. Emozionante, emozionante, bravissime. Facciamo a vederci tutte, vi vedo solo di nuovo. Grazie Siamo allo veramente. schermo di tutte. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Un abbraccio a tutte. Grazie. Ciao Sandra, ciao Nora. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao Rac, ciao Nora. Ciao Rosanna, ciao Rosco. Ciao Maria Teresa. Complimenti, grazie di tutto. Bellissimo. Grazie, adesso non so se